Centrali del pomeriggio all'Arcoveggio, un miglio. Cavalli di categoria CD sono in 9, 1 Ugane Oggetto, 2 Vassi di Poggio, 3 Victor Trio, 4 Annina, 5 Tosetta Spritz, 6 Tarantella Ferm, seconda linea 7 Uragano dei Lady, 8 Take Me Home, 9 Volcada Bar. Pronostico che vede Tarantella Ferm favorita, numero 6 dello schieramento, alternativa principale Volcada Bar, numero 9. Macchina che stacca con Tarantella Ferm velocissima, supera Tosetta Spritz che a sua volta ha superato in breve Vasti di Poggio. Tarantella quindi in neanche 100 metri, guida e va subito spedita. Completa i primi 200 di gara molto svelti, 13,9 partendo dall'estremità della prima fila, all'esterno invece vediamo Take Me Home, ma molto a distanza, ancora c'è il gruppo davvero molto sgranato dopo 300 metri di gara, il quarto iniziale se ne va infatti in 28,8 con Tarantella Ferm che la mette subito sul ritmo, Tosetta Spritz cerca di non perdere le sue tracce, rimane un paio di lunghezze, molto più indietro invece Vasti di Poggio in terza posizione, precede il resto del gruppo, capeggiato da Victor Trio. 600 in 44,3, ora leggero rallentamento per la battistrada che ha parato un 15,5 sulla piegata, ora si avvicina anche Volcada Bar, intanto gli 800 in 59,3, Volcada Bar in quinta posizione, segue direttamente le mosse di Victor Trio che in schiena a Vasti di Poggio ma non riesce per il momento ad avvicinarsi ulteriormente, quindi tutti ancora in fila indiana e il chilometro se ne va in 1,14,1, andatura sempre molto sostenuta da parte di Tarantella Ferm che per il momento è inavvicinabile. Tosetta Spritz in seconda posizione ma accusa a 400 dal palo, intanto un 14,4 ancora per Tarantella Ferm quando cerca di farsi luce Victor Trio con Volcada Bar. Tanto Tarantella Ferm arriva ai 200 finali ancora con una ventina di metri di margine, Tarantella Ferm in retta, appesantisce un po' l'azione, Volcada Bar si lancia al suo interno, Tarantella Ferm si difende, finale con Tarantella e Volcada sulla stessa linea praticamente, poi Victor Trio, da rivedere perché le due sono molto distanti fra loro, con Volcada che guadagna all'interno e Tarantella che è molto larga nel finale. E bisogna vedere probabilmente anche la prospettiva. L'impressione che Volcada proprio nelle ultimissime battute riesca a passare, ma sono, vedete, troppo distanti fra loro per poter dare un giudizio. Ecco, forse Volcada Bar comunque dà l'impressione di passare e sul palo. Pazzesco pensare a quanto vantaggio aveva Tarantella Ferma all'ingresso in dirittura d'arrivo, una ventina di metri ancora, ma Volcada Bar finisce davvero a bomba, c'è una retta ancora in 15,2, quindi non di passo per Tarantella Ferma, ma Volcada Bar la vola letteralmente e sul palo emerge, probabilmente prima. Ecco, vediamo il fermo immagine che ci conferma Volcada Bar che piega Tarantella Ferma nei pressi del palo. Antonio Linardo per conto di Gennaro Casino, la quota di 3,40 per Volcada Bar, secondo posto per Tarantella Ferma, al terzo più a distanza, Victor Trio.